Rivali tutto l'anno nel girone A, rivali negli ottavi di Coppa Italia, ma soprattutto rivali oggi nel giorno più importante, quello che vale la promozione nella categoria Regina. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti ad Anzio. Questo è il Palarinaldi, questa è Pero Top 5, la finale dei playoff di Serie B femminile. Fischia il direttore di gara, si salutano le giocatrici in mezzo al campo. Noi andiamo a conoscere le scelte dei due allenatori con i quintetti di partenza. Pero che schiera Tomkic tra i pali, in mezzo al campo Giuliano, Annese, Marino e Cardoso. A disposizione di Priscilla De Oliveira anche Attanasio, Roncucci, Calderone, Fiengo, Magnanti, Capra e Lanza. Risponde la top 5 con Kenna tra i pali, in mezzo al campo Mondino, Di Savino, Veglio e Delle Cave. A disposizione di Davide Berardi anche Campofiorito, Bignante, Bianco, Bruni e Rossetti. Un cambio nel quintetto del Pero con Cardoso al posto di Capra. Due i cambi rispetto a ieri per quanto riguarda la top 5, che manda tra i pali Kenna al posto di Rossetti e poi fuori anche Bianco al suo posto Delle Cave. A dirigere l'incontro saranno Sebastiano Monaco di Acireale e Francesco Pavia di Ostia Lido. Al cronometro Manuel Rughetti di Aprilia. Si carica il Pero, foto diritto per la top 5. In palio la promozione in Serie A, già conquistata da Levante, Caprarica e Napoli. Oggi l'ultimo pass, il terzo pass verso la categoria Regina. Nessuna promozione diretta e quindi tutte le squadre sono dovute passare dalla post season, chi tramite spareggio, chi tramite playoff completi. Oggi l'ultima tappa, l'ultimo pass, l'ultimo biglietto per il paradiso. Squadre disposte in campo, sarà il Pero a dare il via al match. Da destra verso sinistra, fischietto in bocca, si comincia. Giuliano all'indietro per Annese che va da Marino. Di nuovo Annese, profondità, Giuliano, il capitano, spara alla porta, si gira, cerca Marino, pallone è lungo e allora sfuma la prima chance del match con la rimessa dal fondo per Kenna, oggi titolare, ieri in panchina, al suo posto Rossetti. Seguiamo la prima iniziativa della top 5 che prova con questo pallone in avanti a cercare Veglio, capocannoniere del girone A con 27 gol. Girone A vinto dalla top 5, 44 punti, uno in più del Pero. Sono state rivali tutto l'anno, si sono affrontate anche in Coppa Italia, davvero distanza minima tra queste due squadre. La top 5 con il miglior attacco del girone, 100 gol, miglior attacco di tutta la Serie B. Dall'altra parte il Pero, migliore difesa del raggruppamento A, con appena 24 gol subiti, 4 i precedenti, 2 in campionato, 2 in Coppa Italia. Ne parliamo tra poco, intanto gustiamoci questo inizio con il possesso della top 5 con Di Savino che va all'indietro per Mondino, pallone allargato sulla sinistra, Veglio può puntare, attenzione alla sua qualità, ricomincia da Mondino, pallone sulla destra per Delle Cave, arginata, poi però non riesce a ripartire il Pero con la top 5 che conserva il possesso. Se n'è andato il primo minuto, rimessa laterale per la squadra di Davide Berardi, che lo scorso anno ha vinto il torneo delle regioni con l'Under 15 del Piemonte. Tomkic
lancio lungo, pallone interessante per Annese che ha spazio, Annese in mezzo per Giuliano, sfuma questa chance, bella iniziativa di Annese sulla destra, costruita bene la manovra da parte del Pero, se la cava la top 5 che adesso prova sulla sinistra, pallone in avanti a cercare Delle Cave che non gestisce, non controlla, e allora ancora Tomkic con le mani, il portiere croato, protagonista anche con la sua nazionale nella Futsal Week del 24-25. Veglio recupera, allarga sulla sinistra, la pressione del Pero, aggressiva la squadra di Priscilla De Oliveira, ma intanto arriva l'occasione gigantesca per Delle Cave davanti a Tomkic, a un passo dall'1-0 la top 5 sullo spunto di Delle Cave, la chance più importante di questo avvio, ma adesso risponde il Pero con Annese, murata da Di Savino. E allora dopo la chance per il Pero, la risposta della top 5 con Delle Cave. Adesso di nuovo il Pero con Giuliano che si propone, va con il destro, sbatte su Delle Cave, rimessa laterale per le ragazze di De Oliveira, tornata nel corso della Coppa Italia. Ha preso il posto di Antonio Di Siro, Pero alla quarta finale consecutiva dei playoff. Qui malinteso tra Marino e Giuliano, poi rimedia comunque la formazione bianco-blu che ricomincia da dietro, Dannese, pallone a cercare Cardoso, rimessa laterale per la squadra lombarda che si affida al suo portiere. Tomkic può impostare, Cardoso va da sola, poi chiede aiuto a Marino, si distende il Pero, lancio lungo, petto sicuro di Mondino e poi Delle Cave che ha già fatto vedere le sue qualità, pallone sulla destra troppo lungo e allora il Pero gestirà. Pero che ieri ha battuto per 5-2 l'Infinity, doppietta di Giuliano, poi in gol anche Attanasio, Cardoso e Annese. La top 5 invece ha domato il Real Grisignano per 4-3, rischiando nel finale, dopo essere stata anche sul +3, doppietta di Mondino, a segno anche Bianco e Campofiorito. Per quanto riguarda il Real Grisignano, tripletta di Bisognin. Torniamo in cronaca per seguire Tomkic, Marino, Giuliano, spalla alla porta, aggredita, non si scompone alla 10 che trova Cardoso, cambio di lato, Marino la costruisce bene il Pero che prova ma viene chiuso da Mondino, destro da lontanissimo, fuori di poco, controlla Tomkic che si tuffa per sicurezza ma non deve intervenire. Top 5 che in campionato non ha mai perso, 14 vittorie, 2 pareggi, ha conquistato il primo posto, poi ha perso lo spareggio contro il Napoli, vincendo l'andata 2-1, poi è crollata in trasferta 7-3 contro le Partenopee, volate in Serie A. Calcio d'angolo top 5, conclusione deviazione, nuovo angolo sul tentativo di Mondino. Di Savino, pallone recuperato dal Pero, Marino rischia, alla fine concede il fallo laterale. Top 5 che ha vinto il girone A, il Pero però si è vendicato in Coppa Italia eliminando la top 5 agli ottavi di finale, prendendosi la Final 8. Davvero indecifrabile come partita, può succedere di tutto. Mondino questa volta con il mancino, sbatte su Cardoso, ancora Mondino, rischia, Cardoso tocca, poi interviene e risolve Kenna che va a sinistra, Delle Cave può puntare, duello con Annese, poi tocco all'indietro, Mondino e lei a dettare i tempi, i ritmi della manovra. Veglio
Di Savino, di nuovo per la numero 11, pallone troppo lungo, non si chiude il triangolo, rimessa dal fondo, se ne sono andati 3 minuti e 58 secondi, sempre 0-0 in questa finale dei playoff di Serie B femminile, qui ad Anzio al Pala Rinaldi. Abbiamo detto dello spareggio perso dalla top 5 contro il Napoli. Andiamo anche a vedere il cammino del Pero nei playoff, prima però seguiamo questa rimessa laterale con Annese sul punto di battuta, si fa vedere Giuliano, Annese però va in mezzo, si prende un'altra rimessa laterale, questa volta sul lato sinistro. Pero che ha superato nel primo turno l'Oristanese 6-3, nel secondo turno la Solarity per 4-3, poi nel terzo turno il doppio successo contro la Lady di Mondragone, 4-2 in trasferta e 2-1 in casa. Ed è così che è arrivata questa Final Four. Cardoso, Giuliano, solito lavoro prezioso, Cardoso, spazio per il mancino, masticato Mondino, Veglio in avanti, pallone interessante, Cardoso in fallo laterale senza rischiare per anticipare Bianco, un passato nel calcio a 11 per Bianco, 15 gol in questa stagione. Veglio, come detto, miglior marcatrice del girone A. Mondino torna dalla 11 che va da Bianco, ancora Veglio con il destro neutralizzato in 2 tempi da Tomkic. Il portiere croato ha già servito Giuliano con l'esterno elegante per Cardoso, destro tentato ma fuori misura. E allora Kenna con le mani al quinto del primo tempo, sempre 0-0. Di Savino, Bianco spalla alla porta, scarico all'indietro, Mondino imposta a lei, con calma la 4 che va da Veglio, la numero 11 può puntare, duello con Cardoso rimandato, allora Mondino nel cerchio di centrocampo, di nuovo Veglio, mancino ribattuto da Cardoso. Rimessa top 5, Mondino, controllo e poi apertura. Si torna dalla 4 che cerca il destro, pallone alto sopra la traversa, non è il primo tentativo di Mondino. Federica Mondino, classe 97, sa come fare male dalla distanza e non solo. Adesso perde il pallone il Pero, di nuovo Mondino, doppietta ieri nel 4-3 al Real Grisignano. Veglio, finte, destro, Tomkic respinge in calcio d'angolo. Di Savino ha chiamato lo schema, pallone per Mondino, controllo, profondità, chiusura di Cardoso che voleva il fallo laterale, non viene accontentata, cambia Berardi, fuori Di Savino al suo posto Campofiorito, a segno anche lei ieri. Veglio 1 contro 1, poi Mondino, cambio di lato, Campofiorito può puntare, duello con Cardoso, finte, resta lì però il pallone, Campofiorito contenuta da Cardoso. 5:55 sul cronometro del primo tempo, poche emozioni in questo avvio del match. Campofiorito, Mondino, attenzione al suo destro, tentato, fuori. E allora Tomkic andrà con le mani, il portiere croato che si affida ad Annese. Cardoso centralmente, lotta, perde il pallone, Bianco perde anche lei la sfera. Giuliano sulla sinistra, dice calma, ragiona la 10, Annese, Cardoso, tocco con l'esterno, pallone allargato sulla destra, poi Giuliano non riesce a trovare l'impatto sperato e allora riparte la top 5. Campofiorito, Mondino, senza fretta, la 4 che poi va a sinistra, Veglio, Mondino, Bianco si fa vedere, Mondino la tiene,
non pressa il Pero alla quarta finale di fila. 2 anni fa arrivò la promozione in Serie A, poi il Pero rinunciò all'iscrizione ripartendo ancora dalla B. Giuliano, controllo delizioso, Giuliano alla cieca verso una compagna che non c'è, si lamenta poi il capitano che aveva fatto bene la parte più difficile, l'aggancio, poi però non ha trovato la giusta connessione con le compagne. Riparte la top 5, ritmi bassi in questa fase. Mondino per Bianco, lavoro da pivot, chiusura del Pero che recupera il pallone. Annese, ottavo del primo tempo, sempre 0-0, profondità, Giuliano, buon movimento, poi cerca il destro, diventa un assist per Marino che qui poteva fare sicuramente di più, occasione per il Pero ma si resta sullo 0-0. Riparte la top 5 che sta tenendo di più il pallone, ma occhio alle ripartenze del Pero. Bravo a chiudersi e poi a sgasare quando recupera il pallone. Campofiorito in avanti, chiude Annese che scucchiaia, trova Giuliano, superato il centrocampo, Giuliano, raddoppiata la presa di Kenna che va da Bianco, pallone lanciato con troppa fretta, Bianco sbatte su De Oliveira, si danno il 5, fair play tra campo e panchina, rimessa dal fondo con Tomkic che va da Attanasio. Marino di nuovo per Attanasio, ha capito e ha chiuso Mondino, poi Di Savino sulla destra, conclusione facile per Tomkic. Tanto spazio per Giuliano che può puntare, Giuliano prova la 10, Giuliano con il destro, la tiene Kenna che blocca e poi va a lungo a cercare Bianco, pallone impossibile per la 5 e allora da un portiere all'altro, da Kenna a Tomkic. Annese prova a scatenarsi, salta Campofiorito, viene leggermente sbilanciata la 3, non c'è nulla, ci sarà la rimessa laterale per la top 5 quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Nessun gol qui ad Anzio al Pala Rinaldi in questa finale, la seconda di giornata dopo il trionfo della Lazio sul Cagliari. Biancocelesti che hanno alzato il secondo scudetto consecutivo con l'Under 19 femminile. Alle ore 19 la terza e ultima finale di quest'oggi, in campo Penta e Lavinium a caccia della Coppa Lazio di Serie D maschile. 3 giorni di spettacolo qui ad Anzio con 11 partite e 3 trofei da assegnare. Il primo se l'è preso la Lazio, lo scudetto Under 19, il secondo vedremo, in palio c'è la promozione in Serie A. Mondino, Di Savino, la porta, va in avanti, Giuliano capisce, poi ancora Di Savino, un po' di confusione, alla fine la rimessa laterale a 10:24 dalla fine del primo tempo. Annese per Attanasio in avanti, calibrato male il tocco, chiede scusa alla 5, non arriva alla 10, possesso top 5. Di Savino, Mondino, profondità, pallone interessante per Delle Cave, Annese chiude. Allora siamo dall'altra parte con Giuliano, Giuliano attenzione al suo spunto, brava Mondino, grande lettura della 4 che ottiene anche il fallo laterale. Protesta Giuliano, tant'è, possesso top 5. Si allarga sulla destra Kenna, Mondino la porta, poi cerca la porta, è uno gol di Mondino, capolavoro, top 5 avanti, 1-0 a metà del primo tempo. Da casa sua, sorpresa Tomkic, grande gol della 4. Federica Mondino, top 5 avanti.
costretto a reagire il Pero sotto dopo la gemma di Mondino. Si è fatta sorprendere Tomkic fuori dai pali e punita dall'arcobaleno della 4 avversaria, che adesso va a contrasto con Giuliano. Rimessa dal fondo. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, 9:38 da giocare, spazzolone in campo per asciugare il parquet del Pala Rinaldi. Dicevamo delle 4 finali di fila del Pero, che nel 2023 ha perso i rigori contro il Foligno, nel 2024 ha vinto 6-1 con la Roma, completando il double dopo la Coppa Italia, e lo scorso anno invece ha perso 3-1 con l'Altamura il 18 maggio a Cesena. Torniamo in cronaca per seguire la rimessa laterale della squadra che conduce, grazie a Mondino, che adesso allarga sulla sinistra, pallone buono per Campofiorito che va a sfidare Cardoso. Cardoso riparte, contrastata però da Delle Cave che vince il duello tra 7, poi Attanasio in avanti, Giuliano fermata da Mondino. Giuliano centralmente, Cardoso con la puntata, Mondino a respingere, protesta il Pero che voleva un tocco con il braccio, Delle Cave di Savino, fuori. Gioco fermo con il direttore di gara che va a parlare con Priscilla De Oliveira. Tutto ok, si riprende con Tomkic. Cardoso, la brasiliana rischia ma allarga su Annese con la mano Delle Cave che accetta la decisione, si assume la colpa, fallo della top 5, calcio di punizione per il Pero. Primo fallo del match, punizione battuta, Giuliano difende la sfera, Giuliano ottimo lavoro, si gira la 10 che poi punta, Giuliano se la porta sul destro, poi sul mancino, adesso Marino, Annese tocca con il braccio Mondino che si prende il giallo, prima ammonizione del match. Secondo fallo per quanto riguarda la top 5, entrambi i falli di mano. Prima Delle Cave, adesso Mondino con allegato il giallo, come detto, il primo del match. Delle Cave in barriera, 2 giocatrici a difesa dei pali. Annese chiama lo schema, Marino calcia, Kenna in corner, si allunga e devia. Pronta Marino, 8:38 alla fine della prima frazione. Insegue il Pero. Annese, Giuliano, Marino tocca male e allora respira la top 5, avanti di un gol e adesso con una rimessa laterale a disposizione, battuta verso Mondino, lancio lungo, Annese in anticipo, Delle Cave tocca, poi arriva Bignante, pressata da Cardoso che scippa il pallone, suolata, vantaggio, Marino a terra anche lei, arriva il fallo. Doppio fallo e dunque da 2-4 deve fare attenzione la top 5 perché ha già commesso 4 falli e manca una vita all'intervallo, 0 falli invece per quanto riguarda il Pero che però è sotto
di un gol. La decide Mondino, gol splendido, esecuzione da lontanissimo, praticamente dalla sua area di rigore, poco più avanti. Un arcobaleno che ha sorpreso Tomkic e che sta decidendo questa finale, ma come detto manca una vita e il Pero sembra aver reagito nel modo giusto. Adesso calcio di punizione per le bianco-blu, schema che non riesce, pallone che arriva dalle parti di Tomkic che lo tiene in campo, allarga su Giuliano, pressata, Giuliano trova Annese, si chiude il triangolo, Giuliano ancora, Giuliano fino in fondo con il diagonale fuori di poco. Vuole prendersi la squadra sulle spalle, da leader, da capitano vero, la 10 che qui ha flirtato con il gol dell'1-1. Resta avanti la top 5 che come detto deve fare attenzione ai falli. 4 commessi a 7:59 dal termine del primo tempo. Kenna, Mondino, Veglio, di nuovo la 4, profondità delle cave bruciata da Annese, Marino, Cardoso, Marino, suolata Annese, imbucata, recupera la top 5 che può ripartire, si dimentica il pallone Veglio e allora Pero, buon momento per la squadra di De Oliveira che ha preso in mano il pallino del gioco. Annese contenuta da Delle Cave. Annese chiede la distanza, pronta a toccare verso una compagna, Marino con il destro alto sopra la traversa. Bignante, Mondino, Veglio. Bignante, tocco di ritorno troppo lungo, si scusa la 3, possesso di nuovo a favore del Pero che insegue in questo primo tempo. Cardoso allarga sulla sinistra, Giuliano controlla, punta, Giuliano si accentra, rientra, capisce tutto Mondino che concede il male minore, vale a dire il fallo laterale alla squadra lombarda. Marino, Giuliano controlla, cerca ancora Marino che non arriva. Fuori Mondino, torna sul rettangolo di gioco di Savino che trova un buon pallone per Bignante, si dispera la 3 che non controlla, rimessa laterale per il Pero. 6:49 all'intervallo, vantaggio minimo per la top 5, gol a metà del primo tempo con Mondino, rimessa top 5, Kenna si allarga sulla destra, tocca male, guadagna metri il Pero. Quinto duello stagionale tra queste due squadre. In campionato una vittoria della top 5 e un pareggio. In Coppa Italia la qualificazione conquistata dal Pero che ha vinto fuori casa all'andata e ha vinto poi ai supplementari anche al ritorno. Marino, Cardoso, male, Delle Cave recupera per un attimo, interviene Marino, allora ancora Pero, Marino perde il contatto visivo con il pallone, rimessa laterale per la top 5 con il lancio, la chiusura di Annese, si distende il Pero, Annese, Giuliano, controllo, destro, murato da Di Savino che esulta, Giuliano in mezzo, Marino, ancora per il suo capitano, Giuliano vuole calciare, ci prova, fa buona guardia Di Savino, insiste però Giuliano, Annese, Marino nel traffico, perde il pallone, rimessa laterale per la top 5. Bignante, Di Savino, Kenna
per Bignante che controlla bene, poi va da Bianco, Bianco a spazio, mette in mezzo, si immola Giuliano in estirada, salva la sua squadra ma concede il calcio d'angolo. Bignante per Veglio che strozza il suo destro, altra chance per la top 5, ancora la numero 11 che allarga male, ringrazia comunque Di Savino, rimessa Pero, va a rifiatare Capitan Giuliano che si accomoda in panchina. Cardoso cerca lo spunto, va da sola, Cardoso fermata da Bignante, decisiva in scivolata. Cambi da una parte e dall'altra, calcio d'angolo Pero, pallone scucchiaiato, Annese con il destro contenuto da Kenna che ha già servito Campofiorito. Di Savino, poco più di 5 minuti all'intervallo, Veglio attraversa il campo, lancia testa della 19 di Magnanti e presa di Tomkic. Cardoso ha tanto spazio, avanza, l'errore grave, Campofiorito perde il pallone e qui grazia il Pero che aveva commesso una grave ingenuità in fase di impostazione. Tomkic, Capra, Cardoso, altro errore, altro recupero di Campofiorito. Cardoso si prende il fallo laterale alla fine. Un po' di distrazione per la 7 che adesso imposta di nuovo verso Annese, sempre la 3 a lanciare, pallone che passa, Kenna lo chiama, Kenna lo blocca, Kenna lo lascia a Di Savino, con calma la numero 8, pallone sulla destra, possesso top 5, Di Savino salta la prima pressione, supera il centrocampo, va da Bianco che vuole girarsi, viene arginata da Cardoso, ancora Bianco lavora con il fisico e si prende il calcio d'angolo. Ottimo lavoro d'attaccante di calcio a 11 per la 5 che viene appunto dal calcio a 11 ma ha dimostrato di sapersi muovere molto bene qui nel calcio a 5. Campofiorito, Di Savino, chiusura in fallo laterale per la squadra avanti nel punteggio, 1-0 top 5 a 248 secondi dalla fine del primo tempo. Campofiorito tocca per Di Savino, destro, altra deviazione, altra rimessa laterale, resta in avanti la squadra di Davide Berardi. Campofiorito sempre per Di Savino, controllo con la suola, apertura sulla sinistra, Bianco in mezzo, Annese ha capito, riparte la 3, fallo di Bianco e il quinto fallo della 5 che poi si scusa. Ingenuità qui di Bianco, un fallo non necessario che pesa tanto perché adesso la top 5 rischia il tiro libero, poco meno di 4 minuti all'intervallo. Di Savino in anticipo, Cardoso lascia rimbalzare il pallone, poi lo gestisce andando da Annese che si gira, punta, Annese, finta, Annese, sempre la 3, tocca male, pallone comunque buono per il Pero, Cardoso con il destro, fuori. Di Savino, Campofiorito, Veglio sulla destra, lancio Di Savino, controllo, chiusura di Annese, 210 secondi alla fine. Veglio, pallone in mezzo, Tomkic allontana
poi il destro sul soffitto del palla Rinaldi, voleva il fallo laterale di Savino, è stata lei l'ultima a toccare, allora il possesso sarà del Pero. Prima però il time out chiesto da Priscilla De Oliveira. Gioco che riprende con Attanasio, Cardoso pressata, aggredita, non si scompone, chiede aiuto a Marino, lancio per Giuliano, pallone interessante, il diagonale fuori della 10 che qui si è divorata la palla dell'1-1. Errore non da lei, top 5 che ringrazia e mantiene il +1. Attanasio controlla, difende la rimessa dal fondo con le mani. Tomkic, lungo per Giuliano, di prima intenzione, pallone recuperato dalla top 5 di Savino, fuori di nulla, bella iniziativa della numero 8, applaude Davide Berardi. Top 5 che sfiora il 2-0 dopo aver rischiato di subire l'1-1 con l'occasionissima per Giuliano che prova ancora con il destro, Mondino la contiene, la argina in fallo laterale. 154 secondi ci separano dalla fine del primo tempo. Cardoso, conclusione di Attanasio, nessuna deviazione, rimessa dal fondo. Andrà Ken con le mani, oggi preferita a Rossetti, in campo nella semifinale di ieri. Veglio rischia e viene fermata, poi recupera la top 5, campo fiorito sulla destra, Marino e poi Attanasio in fallo laterale, poteva gestirla in modo migliore. Veglio con il destro, Murato, Cardoso riparte, un po' isolata, prova da sola la 7 in mezzo a 2, chiusa. E allora attenzione a Di Savino che controlla, calcia, Tomkic a dire di no, poi ancora Di Savino. Fallo laterale per il Pero, protesta la 8 che sembra dire almeno una me la dai? E invece nulla, possesso per la squadra di De Oliveira. 120 secondi, 2 minuti esatti alla fine del primo tempo, decide Mondino. Annese, Attanasio, ha tanto spazio sulla sinistra, lancio per Giuliano, controllo della 10, scivolata di Mondino, fin qui perfetta nelle letture difensive e decisiva con il gol che sta regalando l'1-0 alla top 5 che qui rischia
ma risolve con Campofiorito una situazione che si stava complicando. 97 secondi ancora da giocare, ci prova il Pero che vuole il gol del pareggio, difende la top 5 avanti ma con 5 falli sul groppone. Giuliano, controllo, scarico, Attanasio con il destro, non trova la porta. Kenna, corto per Campofiorito. Veglio messa in difficoltà, alla fine la rimessa laterale per la top 5 che, come abbiamo visto spesso, fa salire Kenna che si allarga sulla fascia. Possesso Pero, 77 secondi prima della sirena che sancirà la fine del primo tempo. Annese con il lancio, sbatte su Di Savino, ancora Annese, altro lancio, Mondino, Veglio, Marino la mette giù, allarga su Annese che controlla, dribbling, Annese, stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo. Attanasio, controllo, puntata, deviazione, rimessa laterale. È cominciato l'ultimo minuto del primo tempo, 57 secondi da giocare, qui ad Anzio, qui al Pala Rinaldi. Attacca il Pero, Marino, si muovono le compagne, Marino per Annese, ancora Marino in mezzo, facile per Kenna che poi cerca Mondino, chiude Marino. Possesso top 5, 46 secondi alla fine. Torna in campo Delle Cave, fuori Campofiorito, Mondino, Di Savino, Mondino, lancio, soffitto del Pala Rinaldi. Rimessa per le bianco-blu di Priscilla De Oliveira, come detto tornata a guidare la squadra a stagione in corso durante la Final 8 di Coppa Italia, che ha visto il Pero uscire ai quarti di finale. Annese si prende il fallo laterale, dicevamo Pero sconfitto ai quarti di Coppa Italia dallo Scandicci, poi campione. Attanasio con il mancino, calcio d'angolo. Scandicci che si è imposto ai quarti, ai rigori, dopo l'1-1 dei 40 minuti regolamentari. Annese, prova Marino, fermata Delle Cave, prova a ripartire Delle Cave in avanti, Annese recupera, Annese cambia passo, Annese da sola, Annese, suggerimento per Marino, esce Kenna, poi Annese a mettere ordine aspettando la sirena che arriva adesso. Finisce qui il primo tempo, top 5 avanti 1-0 sul Pero, decide Mondino.
Di nuovo in diretta dal Pala Rinaldi di Anzio per il secondo tempo di Pero Top 5, finale dei playoff di Serie B femminile. Avanti la Top 5 1-0, Top 5 che darà il via a questo secondo tempo nel cerchio di centrocampo. Vediamo Mondino e Delle Cave. Cenno d'intesa tra i direttori di gara, si riparte con Di Savino che va da Kenna, che supera il centrocampo, torna dalla 8, pallone a sinistra per Delle Cave, centralmente Veglio, fuori di nulla, partenza sprint per la Top 5 a un passo dal 2-0. Cardoso a lottare, fermata, recupera la Top 5 che prova Delle Cave, Di Savino di prima intenzione, non controlla Veglio e allora rimessa laterale per il Pero che qui ha rischiato di andare sotto di 2 gol, ma resta a contatto la squadra di De Oliveira. Recupera la Top 5, Delle Cave, lotta, vince, segna, fa tutto alla grande il capitano della Top 5, il raddoppio era nell'aria, 2-0 dopo appena 44 secondi, allunga la squadra di Davide Berardi. La caparbietà di Delle Cave che batte Tomkic e regala il +2 alla Top 5. Si complica la missione del Pero che prova a reagire subito, Giuliano a lottare, Giuliano fermata da Mondino, poi Cardoso, confusione, Marino alimenta l'azione del Pero, Cardoso contenuta, Attanasio per Tomkic che allarga sulla sinistra, Marino la chiama Giuliano, Marino va a destra ad Attanasio, Attanasio controllo non perfetto, arriva Veglio che si prende anche il fallo laterale. Fuori Delle Cave a segno in questo avvio di ripresa, al suo posto Bianco, cercata ma non trovata, Cardoso con il destro da fuori, deviato, angolo. Marino sul punto di battuta, Attanasio con il mancino, Kenna sopra la traversa senza correre rischi, il 5 di Mondino che fa i complimenti alla numero 12, molto concentrata. Altro calcio d'angolo lato opposto, sempre Marino a battere, Cardoso, controllo, suolata, Marino vuole spazio per calciare, ancora la numero 8, Cardoso, Giuliano, controllo con la suola, destro, fuori. Ha chiesto un po' troppo al suo tiro Roberta Giuliano. E allora Top 5. Di Savino, pallone leggermente lungo, altrimenti Veglio avrebbe avuto un'autostrada davanti a sé e avrebbe sicuramente puntato la porta di Tomkic a caccia del tris. Si resta sul 2-0, rimessa laterale per il Pero, Cardoso sul pallone. Marino si avvicina, si fa vedere, riceve, tocco di ritorno per la 7, dribbling, ancora Cardoso, Marino in avanti per Giuliano, soluzione troppo complicata, c'era Attanasio tutta sola sulla destra, ignorata dalla 8, possesso Top 5 con Kenna che torna ad allargarsi sulla fascia, pallone che passa per Mondino, rischia, Giuliano recupera, poi Mondino risolve, ancora Pero, Cardoso, Bianco la ferma, Marino
possesso Pero, la squadra di De Oliveira però ha perso metri, adesso profondità per Giuliano, con calma il capitano, Giuliano la tiene, Giuliano scarico all'indietro, Cardoso va la 7, torna dal suo capitano, Giuliano per Attanasio, in avanti nel vuoto, possesso top 5, rimessa laterale, si allarga Kenna, Mondino per il suo portiere, ha rischiato qui la top 5, eccesso di confidenza per le ragazze di Berardi che però a inizio ripresa hanno allungato. Adesso occhio a Giuliano, Kenna e poi Mondino a spazzare, insiste il Pero che vuole riaprirla, Cardoso, Marino, Attanasio, sfondamento, Giuliano si prende il fallo laterale, Giuliano, Cardoso, controllo destro in tribuna dopo il tocco di Bianco, rimessa laterale per il Pero, trascorsi 3 primi e 14 secondi, in questo secondo tempo è arrivato il raddoppio della top 5, adesso Annese forte con il destro, riparte Di Savino, Veglio, fermata, Cardoso, Bianco in fallo laterale. Cardoso all'indietro per Marino che va a destra da Annese, cercata Giuliano di prima intenzione, Kenna senza problemi, poi lancio lungo per Bianco, fermata in fallo laterale da Cardoso, respira la top 5 dopo la reazione del Pero, top 5 con 10 giocatrici in lista, ma top 5 avanti 2-0 in questa finale che vale la Serie A, la seconda di oggi qui ad Anzio dopo il trionfo della Lazio che si è presa lo scudetto Under 19 femminile, il secondo di fila, il quinto titolo consecutivo per le Aquilotte. Cardoso, Annese, Giuliano, rischia l'autogol di Savino, pallone in calcio d'angolo. Andrà Marino. Completiamo il discorso sulle finali, alle ore 19 la finale di Coppa Lazio di D maschile, chiuderà 3 giorni con 11 gare qui ad Anzio. Cardoso, altra deviazione, altro calcio d'angolo, sempre Marino. Va la numero 8. In mezzo Annese male, Di Savino, ripartenza top 5, Mondino calcia, Tomkic mette una pezza evitando il 3-0 e negando la doppietta alla numero 4. Deve fare attenzione il Pero a non concedere troppi spazi, deve rischiare sì, ma con equilibrio. Mondino, controllo, Veglio, Mondino ha sbloccato il match, va da Bianco, possesso Pero, non è d'accordo la 5 Emanuela Bianco, come detto proveniente dal calcio. Giuliano all'indietro, Cardoso avanza, supera il centrocampo, imbucata, Annese si gira, Murata, poi Kenna la chiama e la blocca. Rimessa Pero, efficace la pressione di Giuliano che ha creato problemi a Veglio e allora possesso bianco-blu, 15-17 da giocare in questo secondo tempo. Annese, Giuliano, conclusione Murata da Di Savino, altro fallo laterale.
Annese per Cardoso, calcio d'angolo. (15:11) da giocare, una vita nel futsal. Il Pero ci crede, è sotto di 2 gol nel match infinito con la top 5. Annese, altra deviazione, altra respinta, altro possesso bianco-blu. Cardoso, Annese, la vuole Marino, cercata, trovata, Marino punta, duello tra 8, Giuliano riceve, si gira e sfiora un grande gol. Ha fatto tutto da sola la numero 10, con qualità, ma è mancato il tocco decisivo, quello che avrebbe portato il Pero sul -1. Si resta invece sul 2-0 a favore della top 5, che conduce questa finale grazie ai gol di Mondino a metà del primo tempo e Delle Cave a inizio secondo tempo dopo appena 44 secondi. Annese in anticipo, lascia passare Campofiorito e allora Kenna con le mani rimetterà in gioco il pallone tra qualche istante. Campofiorito, è partita di Savino, chiude Marino, allora 3 contro 2 per il Pero, tocca malissimo la numero 8, sconsolata Giuliano. Qui ha sprecato una grande chance il team di De Oliveira, che osserva la partita in ginocchio dalla sua panchina. Mondino, Di Savino, Mondino, flipper con Cardoso, poi Kenna che va da Di Savino, testa di Annese, pallone buono per Delle Cave, con calma il capitano che chiede aiuto a Campofiorito, sulla sinistra la 2, prova, bruciata da Giuliano, ripartenza Pero con Marino, Marino la porta, Giuliano in mezzo sul secondo palo. Occasionissima Pero, in ritardo sia Marino che Cardoso. Se la cava la top 5, brivido qui per la squadra di Berardi, che però conserva il doppio vantaggio. Cardoso, ma arriva il fischio, il direttore di gara, fallo di Delle Cave, punizione battuta da Annese, è il primo fallo del secondo tempo, ma seguiamo Marino, duello tra 8 con Di Savino, profondità ancora Marino, raddoppiata, fermata da Delle Cave, possesso ancora per il Pero. Annese, Giuliano si gira, Mondino capisce, a terra Giuliano, tutto regolare. Delle Cave allarga con intelligenza su Campofiorito, che saggiamente ricomincia da Mondino, ancora Campofiorito, possesso top 5, gestione della squadra di Berardi, poi il tentativo di giocata di Delle Cave, giocata che riesce ma il pallone supera il perimetro di gioco e allora Pero a gestire con Annese. Si gira la 3 in avanti, poi Cardoso, profondità, pallone in mezzo, Kenna a dire di no a Cardoso, grande chance, tante occasioni per il Pero, ma resta sul +2 la top 5, che poi riparte con Campofiorito, destro murato, poi Cardoso rischia, trova Giuliano, Caspazio, destro su Mondino, Cardoso anche lei con il destro, ancora Mondino a fare muro, pallone in calcio d'angolo a 12:56 dalla fine. Annese, Cardoso, Giuliano, bella giocata del Pero, che poi però non riesce a incidere. Spazza via la top 5,
che in questo momento si accontenta di proteggere il vantaggio. Cardoso per Giuliano, tanto spazio per la 10 che punta Mondino, Mondino in scivolata, fallo netto e giallo per la 4. Era già ammonita, allora espulsione, doppio giallo per Mondino. Momento importante del match sull'espulsione di Mondino a 12:38 dalla fine del secondo tempo. Ingenuità di Mondino che aveva sbloccato il match a metà della prima frazione, qui è intervenuta con la scivolata su Giuliano. Secondo giallo e rosso. Superiorità numerica per il Pero, che adesso ha 2 minuti per cercare di dimezzare le distanze, di portarsi sul -1. Vediamo intanto come sfrutta questa punizione molto interessante. Kenna sistema la barriera di Savino, scala sul palo, fischia il direttore di gara. Marino, Giuliano, Annese con il cucchiaio, pallone fuori. Troppo sofisticata la soluzione scelta dalla numero 3. E allora rimessa dal fondo, manca il pallone, arriva dal tavolo del cronometrista. Pronta Kenna con le mani. Veglio a difendere la sfera, si gira, prova a ripartire con qualità la numero 11 che fa passare un po' di secondi, fa passare il pallone sotto le gambe di Giuliano, poi il tocco di Annese, la rimessa laterale per la top 5 che deve resistere con l'inferiorità numerica. Veglio, campo fiorito, altro tocco di Annese, altra rimessa per la top 5. Trascorsi i primi 21 secondi dopo l'espulsione di Mondino per doppio giallo. Kenna, campo fiorito, in avanti, pallone in fallo laterale. Marino, Cardoso, di nuovo Marino, Giuliano, Marino, Giuliano, Marino, prepara il destro, murato da Veglio che poi riparte, è in vantaggio Marino che scarica su Tomkic, poi Giuliano avanza, supera il centrocampo, Cardoso sulla destra, di nuovo il capitano, poi Marino, torna da Giuliano, Marino, sempre loro due, Cardoso in area di rigore, Giuliano con il destro, pallone respinto, ancora il Pero con Marino che calcia, Kenna in fallo laterale. Se n'è andato il primo minuto di superiorità numerica per il Pero. A caccia del -1, Giuliano, Marino, Giuliano, Marino, Annese, Marino, Giuliano, poi Cardoso, di nuovo per Giuliano che tocca malissimo. Respira la top 5. Che deve resistere altri 37 secondi prima che venga ristabilita la parità numerica. Non sono pochi. Tomkic, Marino supera il centrocampo, la porta, va da Giuliano, di nuovo Marino, Cardoso, Marino, Giuliano, Annese, Giuliano di prima, Marino anche lei di prima, Cardoso non tira il Pero, passano i secondi, Marino, Giuliano, Cardoso non trovata, mancano appena 10 secondi, poi verrà ristabilita la parità numerica. Intanto attenzione, campo fiorito in area di rigore, rimessa dal fondo, prima però il time out.
gioco che riprende Marino, Giuliano, parità numerica ristabilita, 5 contro 5, Cardoso con il destro, Kenna la blocca, superato il momento più difficile per quanto riguarda la top 5, che ha resistito nonostante l'espulsione di Mondino per doppio giallo. Cardoso, Marino, ancora tempo il Pero, che però ha bisogno di un gol per crederci. Annese, Marino, siamo quasi a metà del secondo tempo, avanza la numero 8 che poi frena, cerca la profondità, si accontenta del fallo laterale sul pallone Annese a 10:06 dalla fine, pallone scucchiaiato per Giuliano, Annese, pallone respinto. Veglio con la suolata elegante di Savino con il lancio, Bianco con il petto, non controlla. Siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo, 9:52 da giocare qui al Pala Rinaldi in questa finale playoff di Serie B femminile. In palio l'ultimo pass per la Serie A, già conquistato dal Levante Caprarica e dal Napoli, entrambe capaci di vincere gli spareggi. Giuliano, la suolata per Annese, Kenna, bravissima, chiude tutto. Annese, Cardoso, attacca solo il Pero ma resiste la top 5. Giuliano, male, ancora Giuliano, sul palo probabilmente, ha toccato anche Kenna, calcio d'angolo, chance enorme, un po' casuale ma importante per il Pero, che sta costringendo la top 5 a difendere davanti alla sua area di rigore. Tante chance per le bianco-blu. Marino, Cardoso, rimessa laterale, colpo doloroso per Bianco, e allora il direttore di gara dice aspettate un attimo, da verificare le condizioni della numero 5 di Berardi, nulla di grave, gioco che può riprendere, rimessa laterale con Cardoso sul punto di battuta, Marino per Giuliano, tocco di ritorno, lascia passare Veglio e fa bene, rimessa dal fondo con le mani Kenna, pronta la numero 12, lungo per Veglio che tocca il pallone ma lo consegna a Tomkic. Giuliano, Marino, male Annese, e allora respira la top 5 che guadagna metri ma soprattutto tiene il pallone lontano dalla sua porta. Tocca all'indietro di Savino, campo fiorito, profondità non trovata, Bianco. In campo Roncucci. Giuliano. Annese. Scucchiaia, testa di Veglio, poi Cardoso. Prima di Bianco che commette fallo, e allora il fischio, il direttore di gara, terzo fallo della top 5, nessuna scorrettezza invece in questo secondo tempo per il Pero che batte la punizione, manovra sulla destra, Cardoso, ricomincia D'Annese nel cerchio di centrocampo, tocca male per Giuliano, fuori Bianco dentro delle cave, autrice del 2-0 di Savino. Veglio, lancio troppo lungo nel vuoto, sarà rimessa dal fondo con le mani per Tomkic, 8:26 da giocare, doppio vantaggio top 5, possesso Pero con Cardoso, l'inserimento di Annese, si passa da Giuliano che tocca male
per Roncucci, rimessa top 5. In avanti il pallone per Delle Cave, spallata di Giuliano, contatto regolare secondo i direttori di gara, riparte Giuliano sulla sinistra, campo finito. Si è allargata Kenna che riceve sulla sinistra, lavora bene il pallone, Di Savino con calma, Bignante, Di Savino, Delle Cave, possesso per il Pero a 7:54 dal termine del secondo tempo. Cardoso, pressata da Bignante, non si scompone, va Dannese, pressata anche lei, atterrata fallosamente da Delle Cave. C'è il fallo del capitano della top 5, quarta scorrettezza di questo secondo tempo per la squadra avanti nel punteggio. Batte il Pero, Annese, Cardoso in avanti, la chiusura, il fallo laterale. Annese scucchiaia, Roncucci difende il pallone, spalla alla porta, buon lavoro, scarico all'indietro, Annese, Cardoso, tanto campo, apertura per Giuliano che si prende il fallo laterale sul tocco di Di Savino. Pallone in mezzo, allontanato, nuova rimessa laterale per il Pero che però perde qualche metro. Passa il tempo e il Pero ancora non riesce a fare male. 2-0 top 5 in questa finale. Entrambe le squadre sono state protagoniste nel girone A. Prova Giuliano, nessun problema per Kenna che controlla e lascia scorrere il pallone. Separate da un solo punto alla fine della regular season, 44 la top 5 con 0 sconfitte, 43 il Pero che adesso recupera. Cardoso, ottima idea a cercare Annese, si chiude la top 5. Giuliano, Roncucci con il tacco, esagera e allora Kenna blocca il pallone, poco meno di 7 minuti alla fine. Veglio, pallone rischioso, Annese in anticipo, rimessa però per la top 5. Bignante, poi Veglio allarga bene per Bignante con il destro, non trova la porta. Tomkic con le mani, corto per Cardoso. Annese con il lancio, Giuliano contro Di Savino, Giuliano, controllo mancino, Kenna a dire di no. Grande lavoro di Giuliano che ci sta provando in tutti i modi, ma il gol ancora non arriva. 6:30 da giocare. Marino batterà lei questo corner, pronta la numero 8. Pallone per Giuliano, destro di prima intenzione, ha colpito male la numero 10. Kenna velocemente per Veglio, Veglio sbilanciata da Giuliano, tutto lecito. Tomkic con la presa, con il pallone per Marino, Marino va da Cardoso, tocco lungo, Cardoso non riesce a gestire il possesso e allora top 5 con Di Savino con l'esterno. Kenna bene per Veglio che ha tanto spazio, la chiusura di Giuliano, poi Di Savino, Annese per Giuliano, Giuliano verso Cardoso che calcia male. Fuori Cardoso, al suo posto Capra, ieri schierata nel quintetto di partenza.
nella sfida vinta dal Pero 5-2 contro l'Infinity. Delle Cave, poi Marino, Delle Cave in fallo laterale. 338 secondi alla fine del secondo tempo, doppio vantaggio top 5. Mondino nel primo tempo, Delle Cave a inizio ripresa, portiere di movimento, rischia De Oliveira che si gioca la carta del power play, fuori Tomkic, dentro Annese, Capra, Marino aggredita Giuliano, servita sulla sinistra, l'errore ma seconda chance per il capitano che torna da Marino. Capra, Marino, Giuliano, Capra, controllo, poi profondità, di nuovo Capra, Marino, Capra, poi la presa di Kenna che cerca la porta, tocca male. Meno di 5 minuti per le speranze di rimonta del Pero che ci prova con il power play. Doppio vantaggio da difendere per la top 5 che sogna una storica promozione in Serie A. Giuliano, Marino, Giuliano, Capra, Giuliano, Marino, Giuliano, Marino, non affonda il Pero che la fa girare, Capra, Giuliano, Marino, Annese a spazio, cerca la porta, trova il corpo di Savino e poi si lamenta con le compagne. Annese, Marino, Giuliano, Capra, Giuliano, Marino, Annese controlla, va in avanti, pallone in mezzo, blocca Kenna, c'è il fallo del Pero che ha impedito a Kenna di riprendere velocemente il gioco. Calcio di punizione per la top 5 che voleva anche un giallo. Primo fallo del Pero in questo secondo tempo. A quota 4 la squadra di Davide Berardi che adesso può gestire il pallone con questo calcio di punizione. A 253 secondi dalla fine, lancio, Bianco, controllo, difesa del pallone, ancora Bianco a lottare in mezzo a tre, si prende il fallo laterale, ottiene il massimo la numero 5 che poi corre e va a occupare l'area di rigore avversaria. Campo fiorito all'indietro di Savino, cerca la porta, pallone sul fondo e allora fuori Tomkic, dentro Annese, di nuovo portiere di movimento per Priscilla De Oliveira. Annese con le mani per il rischio clamoroso, il gol di Veglio che punisce Capra, si addormenta la 23, scappa sul +3 la top 5. Che errore da parte di Capra, punisce la top 5 che scappa via a 4 minuti dalla fine. Uno dei gol più facili della sua carriera per Veglio e allora si avvicina il traguardo per la top 5 che sente profumo di Serie A. Insiste con il power play il Pero che va da Roncucci, poi Marino, ancora la numero 8, non arriva Magnanti e allora rimessa top 5 di Savino, cerca la porta, Annese para, Roncucci in mezzo, Marino fermata da Bianco, poi Magnanti,
passano i secondi. Roncucci, Magnanti, Marino in mezzo, non arriva Fiengo e allora rimessa dal fondo per Kenna, che ha già servito Campofiorito, che cerca la porta, trova Marino, riparte il pero, Marino, Roncucci la vuole, la riceve, calcia Di Savino in fallo laterale. Roncucci all'indietro per Magnanti, Annese, 3 minuti alla fine, la vuole Magnanti che chiede calma, ma il tempo scorre, i secondi passano, le speranze di rimonta si riducono per il pero che prova con Annese. Marino, troppo lento il giro palla, ancora Annese, Roncucci in avanti, Magnanti in mezzo, la deviazione vincente della numero 17, il gol di Fiengo che ridà coraggio al pero, 1-3 a 2:38 dalla fine. Vediamo se il pero trova la forza di dare un senso a questo finale. Resta importante il vantaggio della top 5, 2 gol da difendere in 2 minuti e 20 secondi. Magnanti, ancora la 19, Marino, recupera Di Savino, calcia, porta vuota, la tocca Magnanti che mette in calcio d'angolo. Non sappiamo se senza deviazione questa palla sarebbe finita in porta. La deviazione comunque c'è stata, quindi calcio d'angolo per Di Savino. Veglio, è salita Kenna sulla destra, servita da Campofiorito, fa passare i secondi la top 5, gestione con il pallone tra i piedi, Campofiorito, Kenna, Di Savino, chiusura di Roncucci, calcio d'angolo, va benissimo così per la top 5 che mantiene Kenna nella metà campo offensiva. Di Savino lascia scorrere Veglio, Campofiorito per Kenna, di nuovo la 2, Kenna di prima, male, Cardoso, fermata in fallo laterale. 98 secondi alla sirena, Annese, power play, serve un mezzo miracolo però al pero. Cardoso, Marino, Roncucci, Marino, Cardoso, chiude Veglio, porta vuota, si divora il colpo del KO, applaude comunque Berardi che ha visto sfumare la palla del possibile 4-1. 81 secondi alla fine, Annese con le mani, Veglio recupera, poi Cardoso la ferma, Marino a lottare contro l'altra numero 8, c'è anche Bianco, c'è il recupero della top 5, Di Savino, Veglio sulla destra, Cardoso riparte, fermata, un po' di confusione, Cardoso con eleganza mentre siamo entrati nell'ultimo minuto, 2 gol di vantaggio per la top 5, portiere di movimento pero, Annese, Marino, cambio di lato, capisce tutto Campofiorito che recupera, cerca la porta, colpisce malissimo, ma quantomeno allontana la palla dall'area di rigore della top 5. C'è stata una deviazione, allora è calcio d'angolo di lusso per la top 5. Campofiorito all'indietro, Di Savino, Veglio, 40 secondi alla fine, Kenna di prima, blocca Tomkic, Roncucci, Cardoso, 30 secondi al termine, Marino, vediamo se si accende la numero 8 che termina a terra, non c'è nulla, ripartenza top 5, Bianco, Campofiorito ragiona e fa bene, 15 secondi, partita praticamente chiusa. Veglio, 10 secondi, Campofiorito, Bianco, occhiata al cronometro, al tabellone, è partito il conto alla rovescia,
si attende solamente la sirena che arriva in questo istante. Vince la top 5 che batte 3-1 il Pero e vola in Serie A. La gioia della squadra di Davide Berardi che si è imposta in questa finale playoff, tagliando un traguardo storico per il club. Mondino nel primo tempo, poi Delle Cave e Veglio nella ripresa, di Fiengo il gol della bandiera. Delusione Pero, terza finale persa negli ultimi 4 anni, ma bisogna arrivarci in finale, la quarta di fila per le ragazze di Priscilla De Oliveira, a cui vanno i nostri complimenti. Si salutano le due squadre in mezzo al campo. Tra poco le premiazioni, ci prendiamo qualche istante di relax, poi torniamo per commentare i festeggiamenti della top 5. Eccolo il momento della premiazione della Coppa. È pronta la festa della top 5 che alza al cielo di Anzio la Coppa che vale la Serie A. Il sogno diventa realtà. Questa la scritta sulle magliette celebrative per la squadra di Davide Berardi, che si gode un grande traguardo, risultato storico per la top 5 che vola nella categoria regina grazie al 3-1 inflitto al Pero. Tutta la gioia di Delle Cave e compagne
che si godono la Coppa, si godono il trionfo, si godono la promozione, si godono la Serie A. E allora termina qui questa 3 giorni di grande futsal femminile. Siamo ai saluti, un grazie e un abbraccio da Antonio Iozzo.